È ancora festa grande a Bassano per il primo successo in campionato domenica con il secco 4-1 rifilato all'Uniondese, e per il Bassano 1903 è già tempo di tornare in campo. Mercoledì alle 20:30 si gioca la terza sfida di Coppa Veneto con l'Eagles Pedemontana e l'entusiasmo in casa giallorossa è alle stelle. E non solo per quanto visto in campo, con una squadra precisa e ben determinata, ma soprattutto per quello che si è visto sugli spalti. C'era il pubblico delle grandi occasioni che ha letteralmente preso d'assalto il mercante, celebrando la giornata dell'orgoglio giallorosso, l'orgoglio bassanese. Domani si replica, l'ingresso allo stadio sarà gratuito e anche se la qualificazione al secondo turno è praticamente in cassaforte, sarà l'occasione per veder giocare qualche volto nuovo. Mister Maino infatti avrà modo di far rifiatare qualche ragazzo e sperimentare moduli e schemi ancora in fase di studio. Abbiamo già passato il turno, quindi sicuramente giocheranno i ragazzi, quelli che hanno giocato un po' meno, come è giusto anche che sia, anche per vedere qualcuno e magari qualcuno che ha giocato quasi tutte da un po' di riposo, ecco, e comunque con serenità affrontiamo questa partita, come ti dicevo, che non ha importanza per il risultato, ma magari per riuscire magari a rimettere in forma qualcuno che è un po' più indietro. Quel che è certo finora è che chi scenderà in campo lo farà con un obiettivo chiaro: emozionare il pubblico giallorosso. Qui si vive di emozioni, si vive di momenti, tipo quello di domenica che ha riempito uno stadio, tutti pronti a tifare per il Bassano.